Ed eccoci qua anche stamattina con Maramao, con la nostra trasmissione. In studio con me ci sono Luca e Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Dopo ti dico i cognomi, perché Luca Beretta e Andrea Cotillo, che hanno un ristorante a Porta Romana, e siccome sapete che tra me e il cibo c'è un rapporto particolarmente intenso, ormai mi sono abituata che io porto qua gli chef, porto qua a raccontiamo di cucina. Noi non abbiamo portato nulla da mangiare. Sì, ma poi prima vi becco, poi dopo non preoccupatevi che su questo non c'è il problema. Invece dall'altra parte della manica, come al solito, c'è la nostra Susanna, che invece dovrà soffrire perché non potete portargli a mangiare là, ovviamente, non potete, però almeno Susanna, ascolti, senti, magari ti faccia venire voglia di tornare a casa. No? Allora, allora sul cibo la voglia di tornare a casa c'è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quello qua manca veramente la varietà. Non è cattivo il cibo qua, ma cioè, da noi vai in Sicilia e mangi delle cose, vai in Piemonte e mangi altre, e qua fish and chips, shepherd pie, patate. E qui. Senti, posso dire una cosa al nostro regista che mi chiedeva quando si votava? Ho sbagliato a dirglielo, si vota. Vai, tranquilla, sì. Qua, venerdì 24 maggio dalle 17 alle 22 e sabato 25 maggio dalle 7 alle 18. Gli inglesi, perché noi invece mi è arrivato mi è arrivato il certificato elettorale dal consolato. E mi dice che ho queste ore per andare a votare. E però c'è anche scritto: nessun elettore, nessuna elettrice può entrare armato o armata o munito, questa è una novità, o munito o munita di strumenti atti ad offendere. Quindi direi che certe persone devono anche tagliarsi la lingua contro gli strumenti atti ad offendere. Esatto, puoi entrare parlando, oppure alcune persone diciamo che non potrebbero entrare direttamente. Vabbè. Comunque questo è per gli inglesi, invece noi voteremo il 26 di maggio, la domenica. Susanna, ti ho portato altri due bei ragazzi, perché sono giovani rispetto a me perlomeno, e però hanno aperto un ristorante da poco a Porta Romana e fanno delle cose particolari. Allora, Luca si occupa di vino, invece Andrea si occupa di cibo, e mi hanno cominciato a dire: ma te voglio Luca! Eccoci, pronti, anche perché è l'ora giusta per degustare. Già vedi, la Susanna già che... le 8:30, Sì, no, ma va bene. Meglio partire col palato libero. Dici, cominci in terra, problema. Per colazione, diciamo, per fare la colazione alle 9, però diciamo, per colazione un bicchiere di vino si può. E poi intanto qua se si friggono uova e pancetta, una bottiglia di vino ci sta, dai. Cosa metti con l'uova e pancetta? Bene, iniziamo così, io vado di bollicine, appena mi alzo, no, non è vero. Però la bollicina mette di buon umore, quindi... Sì, anche con le uova e pancetta? Ma assolutissimamente. Sì, capito? Champagne. Luca. No, metodo classico italiano. Dai. Scusami, non ti ho sentito. Io sono sempre stata astemia fino a quando sono arrivata in Inghilterra, non chiedo cosa succede. Ma come? Perché? È l'aria. E quindi ho imparato a apprezzare le bollicine. E c'è un ristorante molto chic qua ad Oxford che è indiano, e portano il frutto di champagne con uno sciroppo di rosa e un cubetto di zucchero piccolino imbevuto, non so che cosa, di sandalo. E è una meraviglia, cioè io vado all'indiano per quello. Ho capito. Beh, qua è miscelazione, io sono più sul classico, la bollicina mi piace italiano. Sola. Sì, liscia, assolutamente. Odio gli spritz. Ma credimi che fatta cocktail così, io ormai bevo di tutto. No, ma bisogna provare, ci mancherebbe. Tipo un lavandino dell'alcol. Bisogna assaggiare sempre tutto. No, è vero, non tutto, dai. Non tutto, però bisogna essere curiosi. Le bollicine, dicevi che ti piace il no, non è, io amo anche il champagne, però ovviamente prediligo il metodo classico italiano. Abbiamo tanti bei prodotti. E io ho il mio armadietto delle medicine, che è il frigorifero. Ah, bene. E ho dentro prosecco di Valdobbiadene. Quindi vedi, noi ci siamo trovate.
a prezzo da imprenditore, perché l'alcol qua in Inghilterra è tassato veramente tanto. Sì, più facile comprare penso a cocaina a basso prezzo che non alcol. Comunque se passerai da noi ti facciamo trovare un po' di bollicine fatte bene da provare. Ok, poi ti faccio vedere come mi ubriaco all'inglese. Bene, oltretutto poi per rimanere nel che contesto, il giorno di Pasqua hanno dovuto allettarmi e basta, è finito il mio giorno di Pasqua. Cavolo Laura, scusami Susanna, questa non me l'avevi ancora raccontata, poi me la racconti dopo quando siamo in privato. Sì, no, è stata una Pasqua molto bella fino a quando me la ricordo, perché dopo 2 gin and tonic che penso una bottiglia di bollicine, Susanna è finita, non so come, a letto a sedere in su, una figura veramente meschina davanti ecco, gli inglesi che andavano avanti senza problemi. Bene. Scusatevi, questa visione della Susanna. No, adesso tocca a me, perché tu tu ti sei sfogata sul vino, io invece mi sfogo sul cibo, perché io sono mi conoscono qua perché io sono l'amante della cassola. Una volta è successo addirittura che una persona che faceva un po' il provocatore con me e Susanna, perché ci vedeva e sentiva 2 donne, a me insomma ci dava fastidio. A un certo punto gli ho detto: senti, guarda, se vuoi uscire con me sappilo, almeno un piatto, una bella pentola di cassola, se no con me non combini niente. La pentola, se no non c'è verso. Invece Andrea ha detto: no, va bene, mi va bene l'ossobuco con la pasta. Fa dei ravioli che devo andare a vederli, perché allora, raccontami di questi ravioli che sono. No, in pratica sono un attimino dei ravioli croccanti, usando fuori l'impasto che ricorda un attimino quello dei ravioli cinesi che si trovano in giro, ma molto più buono comunque. E viene formato proprio questo raviolo con all'interno l'ossobuco cotto secondo la tradizione milanese, un po' di zafferano, poi chiusi e fritti, quindi praticamente mangi l'ossobuco ma in versione snack, antipasto. Ecco, questa qui è la mia passione. Ti ricordi quando ti dicevo che io volevo che ci fosse un all can eat, però fatto con la polenta, e non c'è. Per cui adesso l'ossobuco nel raviolo ci vuole. Era proprio quello che aspettavo. E poi invece altre cose che fate nel ristorante? Ma facciamo tante cose carine, parte tutto comunque dalla tradizione rivisitata in modo simpatico, gustoso. Usiamo anche delle carni diciamo spagnole, trattate però in maniera italiana. Una bella proposta, ti dico. Ti diverti? Sì. Visto che non vai sul genere, cioè non mi vai nel particolare, suppongo che tu sia uno di quelli che creano il momento. Esattamente. Esatto, perché quello che ti viene in mente prepari, giusto? Esattamente. Esatto. No, è bello perché questo lavoro, se lo fai con creatività e con passione, ti riesci a divertire. E lo scopo è comunque quello di far divertire anche, diciamo, l'ospite a tavola, che magari si aspetta una cosa, ne trova una sotto forma una forma diversa, e lì nasce questo gioco, oltre ad apprezzare proprio il cibo in sé. Bene, voi avete preso, mi stavi raccontando qualcosa di questo locale che avete appena aperto, perché poi è un mese che siete aperti. Sì, è un mesetto, abbiamo aperto questo locale a Milano, in zona Porta Romana, in via Tiraboschi 5, che è un locale diciamo a 360 gradi, facciamo sia da ristorante, da enoteca, cocktail bar, è un'idea nata da noi soci, non siamo solo io e Luca, ma abbiamo anche degli altri soci che hanno reso possibile il tutto, e un bel progetto, un bel locale, poi magari Luca... ma ha parlato di un giardino. Sì, esattamente. Ma che giardino? Bellissimo giardino, che poi tra l'altro in centro a Milano avere un giardino interno. Io e Andrea ci stiamo facendo il pollice verde, perché abbiamo iniziato a mettere piante ovunque, gelsomini, camellie, adesso non mi ricordo bene come si chiamano, però sì, è bello verde, molto elegante, piace. L'unica cosa è che non si vede dall'esterno, come o usiamo un drone, trasmettiamo un po' un secret garden, diciamo. Sì. Dai, è una bella idea, cioè uno si aspetta, è un po' come i ravioli con l'ossobuco. No, certo, ma poi degustare un calice vino, un cocktail, un piatto comunque con un contorno bello, piacevole, verde, cioè fa la differenza. Le lucine, candele, sono queste cose che sono i particolari, no? Che poi fanno la differenza. E si chiama particolare Milano. Susanna, hai sentito? Ti viene voglia di tornare?
Sì, ma ogni tanto ci provo io, dai, per una cena. Dai Susanna, ti aspettiamo, dai, che adesso esce il sole, facciamo aperitivo, cena e dopo cena. Me la stendete l'altra volta? Ma noi... pranzo, allora, poi ci allunghiamo. Possiamo anche non fare la pausa durante il pomeriggio, facciamo tutta una tirata. E sentite. Ascolta, siamo in due, così una mangia e una beve, siamo a posto. Loro sono a posto, cioè noi sì, loro due mica tanto, perché anche... non hanno visto mangiare me ancora. Noi stiamo lì dentro 14 ore. Sono una donna a buon mercato, perché una donna che non costa tanto, perché appena bevo divento, come dicono gli inglesi, tipsy, ciccia. Quindi mi basta un bicchiere o due e sono già bella felice. Bene. Quindi penso sia più difficile sul mangiare. Io adoro mangiare, ma mangio pochissimo, quindi anche lì costo poco. Cioè, detta così è brutta, però sono una donna che costa poco. Invece io sono l'esatto contrario. Bevo meno perché ho paura a bere, perché ho paura di andare fuori, però quando si tratta di mangiare, ragazzi, non c'è verso. Ecco, io con la curiosità ce l'ho sul cibo, cioè quello che c'è dentro, i sapori sono quello che mi esalta di più, cioè potrebbero, ho detto, non per altro io abito nel paese dove hanno fatto la cassola più grande del mondo, una pentola di 4 metri di è stata mangiata in quante persone? 2300. Vabbè, dai, allora siamo una tavolata così, una tavolata familiare. No, proprio. Perché lì altro che vino. Avevamo le bottigliette di Babbè. Grappa subito direttamente. Si scioglie prima la cotella, non so, di solito quando si fa la cotella della cassola, un goccino di grappa nell'acqua per sgrassare. Io purtroppo sono milanese atipico, perché non ti piace? Non mi piace. I miei l'hanno sempre mangiata, mia mamma la fa anche bene, ma io la cassola proprio non leghiamo. Cos'è che ti piace? Io non riesco con la trippa. Anche la trippa proprio non riesco. Anche con quella faccio un po' fatica. Però vabbè, si impara col tempo. Adesso Andrea pian piano mi farà assaggiare un po' tutto. Se metti la cassola nei ravioli l'hai conquistata, te lo dico. Idea per il prossimo menù. È vero, quello è interessante. Dimmi Susanna, stavi parlando. Io ho il terrore di un giorno scoprire tipo che la trippa mi piace da morire, e dire cavolo, 45 anni senza mangiarla, guarda cosa ho perso. Ma succederà, come succede con tante cose. Può succedere anche con la trippa. Cosa dicevano i nonni? Ogni lustro cambia gusto, no? Che ogni 5 anni iniziano a piacerti cose diverse. Mi metterò a cucinare trippa qua in Inghilterra, cosa devo fare? Uno street food di trippa, secondo me sarebbe un business perfetto. Beh, infatti. I londinesi con la trippa, buonanotte. Guarda, mangiano. Poi cosa fanno? La prima cosa che fanno è ci mettono su un po' di ketchup e un po' di chili. Mi piace il peperoncino piccantissimo. Io ho fatto un mio amico le lasagne, ma fatte bene, ci ho messo ora a fare il ragù e tutto, gliel'ho portato buonissime, è andato a prendere il chili e ha detto tu fai rivoltare mia nonna nella tomba. Mia nonna, dovevi picchiarlo. Nonna, stavi girando. No, adesso non ti voglio più parlare, basta. Niente. L'hai esploso dalla tua vita. C'è un ragazzo, Matteo, che ha aperto uno street food, adesso è tornato in Italia, perché hanno aperto un bed and breakfast con la compagna, però lui è venuto qua a fare street food, si chiamava Teo Polentista, perché faceva tutto a base di polenta, faceva anche le lasagne con la polenta. A un certo punto, dopo 2 settimane che faceva sto lavoro, l'ha capita che ha dovuto metterli sul banco dello street food il chilli, perché su tutta la polenta mettici un po' di chilli e tutto diventa più buono. È una cosa pazzesca. Io non so come fai, non so come fai a vivere lì, guarda, è terribile. No, vabbè. Invece no, adesso questa cosa della polenta è diventata polenta. Però la polenta è la polenta su perché. Esatto, sì. Sì, ma guardate che le lasagne faceva queste teglie sottilissime e metteva la polenta e la faceva al forno per farla diventare più solida. E tra gli strati lo condiva come lasagne. Usava la polenta come pasta della lasagna. Adesso stiamo dando ad Andrea un sacco di idee. Sto prendendo troppi spunti. Sì. Chissà oggi che succederà in quella cucina. Però gli facciamo sparire il chili. Sì, no, quello lo aboliamo. Lo aboliamo il chili. Qua no, il chili no. No, puoi scrivere, guarda, un bel cartello.
inglesi benvenuti, tanto chilli, perché quando arrivi che tu ti metti il chilli e ti fanno quelle recensioni su TripAdvisor che diventi il numero uno. Dobbiamo Guarda. tenerli un po'. Tenere da parte quando deve arrivare un inglese no vabbè, invece no, io volevo sapere qualcosa di più della cucina, dai, qualcosa di più. Adesso abbiamo capito che tu copi, sei un creativo, questo siamo esattamente arrivati. No, mi piace un attimino giocare come nell'esempio dei ravioli. Ad esempio abbiamo questo tiramisù che abbiamo chiamato proprio tiramisù particolare, riprendendo anche il nome del locale, che è un tiramisù che si presenta sotto forme diverse. Ha la classica crema, diciamo, al mascarpone, ma non trovi savoiardi, ma trovi un gel di savoiardi imbevuti al caffè con delle chips croccanti di savoiardi, tutto un lavoro dietro. Chips, cioè, cosa fate con i chips? Cioè, no, praticamente i savoiardi vengono... Non svelare il segreto, non svelare. No, perché non fate fare i chips di savoiardo? Perché oggi vengono imbevuti nel caffè, come si fa di solito. Esattamente. Però poi, diciamo, vengono frullati, essiccati e si creano queste lamine sottilissime, croccanti di savoiardi. Non trovi mai nulla nella, diciamo, secondo gli standard. È proprio fuori completamente. Infatti a volte la sera non lo riconosco, cioè lo vedo sempre uscire in modi diversi. Cos'è questo? Piace tanto. No, perché l'idea del savoiardi è un bel biscottone. Sì, aspetta sempre il tiramisù. Esatto, classico. Invece questa volta diventano chips. Susanna, vedi che rischi il tuo fish and chips di diventare qualcosa di molto differente invece. Ma faremo un piatto dedicato a te, Susanna, fish and chips, chili, mettiamo tutto insieme e vediamo cosa esce fuori. Hai capito? Esatto. Renderti felice, però. Che ci mettere anche due savoiardi. Ci stanno, dai. No, perché qua io sto facendo io ho deciso di diventare la Greta per il cibo italiano all'estero, perché io devo difendere col mio corpo la pizza all'ananas va abolita da ogni esatto, difendilo con le unghie e con i denti, non so cibo. Pizza all'ananas non esiste. Ma perché il formaggio sul pesce ne parliamo anche? Che mi sa che lì da quelle parti no, ma la pizza all'ananas delicious. No, l'ananas sulla pizza non si mette. Perché non ci va, perché non c'entra niente, perché non è italiana, ma è buona, ma non è italiana, non perché è italiana, non è. Io faccio di quelle battaglie sulla pizza all'ananas, ormai anche tutti i miei amici inglesi mi postano le cose della pizza all'ananas. No, l'ananas la si può mettere nella pigna colada, Massimo, basta. Infatti, però voi mangiate prosciutto e melone. Capito? Non c'è il formaggio caldo fuso sul melone, capito? È acquoso come l'ananas, non si mangia. Vabbè, comunque. No, il formaggio sul melone no, dai. Forse dico, il problema della pizza è la mozzarella calda fusa con un cibo acquoso, secondo me, che proprio non c'entra niente. Vabbè, poi ognuno c'ha il suo palato, dai, i suoi gusti. Gli inglesi diventa tutto un po' dire. Sì, soggettivo, però. Poi non so, cos'altro volevo chiedere. No, com'è nata questa vostra collaborazione? Stavi dicendo, com'è nata? Diciamo che noi ci siamo conosciuti. Bollicine più creatività del. Eravamo ubriachi. Ci conosciamo già da qualche anno, io e lui. Abbiamo lavorato, eravamo proprio giovani insieme. Sono giovanissimi. Lui era ancora un po' più giovane. Io ero appena maggiorenne, diciamo. Ci siamo conosciuti allora, poi è nato questo progetto particolare in tutti i sensi, dove diciamo la parte più creativa per quanto riguarda il locale, ammetto che è stata la sua. Mi prendo anche i miei meriti. La mia tra virgolette, abbiamo avuto l'architetto che ci ha aiutato, se no. Sì, carissimo amico che ha fatto la differenza. Poi vabbè, le nostre idee le ha messe in pratica, sì, sicuramente. È venuto molto bene. Io guardo un attimino. E qua si vede poco. Però carino, già sulla pagina Instagram ci sono un po' di foto. Diciamo che non è un locale uguale agli altri. È particolare. È tutto pieno di verde. La pagina Instagram come si chiama? Particolare Milano. Diciamo che particolare Milano. Anche a Facebook ovviamente. Sì, certo. Sì, avete Facebook, Instagram, poi li abbiamo tutti. Sì, ci muoviamo su tutti i fronti. Beh, se siete anche venuti a Radio Padania, vero? Facciamo anche volantinaggio, cantiamo, andiamo alle feste karaoke, tutto. Facciamo cabaret.
cucinando. Comunque Andrea mi ha detto una cosa, che tra quando ci siamo conosciuti e quando è nata sta cosa sono passati anche 10 anni. Esatto. La raccontato qui sembrava da oggi. No, non svelare l'età, ho detto No, appena sì. maggiorenne. Avevamo tutte e due voglia di fare il passo avanti, cioè perché comunque arriviamo da questo mestiere, un'esperienza che comunque si è accumulata, eravamo un po' stanchi delle solite cose, di stare rinchiusi dentro una scatola, diciamo, e allora abbiamo voluto aprire il vostro locale. Che sia complimenti per questo, perché oggi è un come fatto oggi che è un po'... sto facendo anch'io qua in Inghilterra e so il rischio che c'è. Io poi figuratevi, lo sto facendo da sola, senza niente alle spalle, quindi di lasciare l'ospedale per un altro lavoro, quindi so il coraggio che ci vuole. Sì, si arriva a fare una sorta di all-in come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto all-in perché comunque anche noi abbiamo giocato, ci siamo giocati un po' tutto con questo locale. Sì, ci crediamo tantissimo, però come oggi in Italia non è così facile. No, infatti. Sappiamo che è un rischio, infatti molti ci dicono chi te lo fa fare, invece no, noi ma che funziona. Ma poi dopo quando sai cos'è? Che quando poi va bene dicono che culo che no. Che culo, sì, il culo è nostro più che altro, ce l'abbiamo messo. Che stiamo anche 14 ore al giorno, però infatti c'è la passione, ci divertiamo. Sì. Quindi da che ora lavorate? Lo so. Guarda, sì. Anch'io lavoro tutta settimana, quindi no, certo. il weekend. E poi a sabato così. E poi a sabato mattina la sveglia alle 8 perché deve essere in diretta qua. Faticoso. Sì, stamattina non ho risentito quello è meno, perché se posso dirlo sono in casa in pigiama che intanto sto facendo le mie cose, perché al telefono la cosa bella è che nessuno vede. Quando inventerete la videochiamata sarò un po' più fregata, dovrò fare quelle cose che si vede dal mento in su, no? Quelle cose al massimo mi pettino. Va bene, tu invece diciamo... Comunque voglio fare i complimenti a loro due, perché so cosa vuol dire passare da una vita, io non so cosa facevate prima, però magari con uno stipendio fisso, anche se non bellissimo, però con qualcosa di sicuro, a qualcosa che se tu un giorno non ci lavori dietro e non ci pensi, non va. Che è la cosa che fa forse più paura, no? Di dire voi almeno siete in due, non tira uno, tira l'altro, però io da sola veramente sono abbastanza angosciata di fare il salto. Che poi in Inghilterra di lavoro ce n'è tantissimo per gli anestesisti. Sì, sono due realtà un po' diverse. Qua noi facciamo una fatica terribile, però no, volevo sapere, dicevi quante ore lavoravate? Quante ore lavorate di solito? In media, come diceva Luca, sulle 14. Diciamo che sei quando arrivi, non quando vai via. Ecco. Quindi con gli aperitivi, no, aspetta, vediamo un po'. Al mattino. Poi chiudiamo un paio d'ore il pomeriggio, solo che sei sempre di testa, sei sempre sul pezzo, comunque sia. Una volta arriva il grafico, una volta arriva il fornitore, una volta arriva quello dei vini, una volta devi andare di qua, una volta devi andare di là, una volta commercialista, avvocato, tutto. Tutto c'è. Qui non ci fermiamo mai. Quindi, ma il pranzo, il business lunch, che è quello... Sì, facciamo il pranzo, cioè pranzo e cena, abbiamo un menù, cioè lo stesso menù che proponiamo sia a pranzo che a cena. In più a pranzo dal martedì al venerdì abbiamo un business lunch, che sono dei piatti un po' più smart, più veloci per gli uffici o chi comunque non vuole fare un pranzo e poi addormentarsi sul tavolo. Esatto, che è quello che... No, abbiamo già finito, dai! Vedi, un attimino passano, sono 25-30 minuti di trasmissione. Ci ha tagliato così, no? No, mi taglia sempre perché sennò io vado avanti, perché lui lo sa che sennò c'è l'altro conduttore fuori al telefono che aspetta, io continuo. Va bene, vi è piaciuta allora la nostra radio? Vi siete divertiti? Vi piace? Allora, adesso invitiamo tutti a venire a provare, in particolare a Milano, esatto, giusto? E noi li aspettiamo. Aspettiate, quindi diciamo di nuovo come si dice, la via? Via Tiraboschi 5, zona Porta Romana. In particolare troverete Andrea e Luca che vi aspettano. Emino, Cesare, Fabrizio e Anna che è la nostra barredi, Giorgia, Nicolas, Mamadou, Nicolas. Esatto. Caspita, c'è un sacco di gente. Ho dimenticato qualcuno? No, dai. No, no, magari non tutti insieme, però. Esatto. Allora, noi invece ci sentiamo sabato prossimo, sempre sulle onde di RPL, con un'altra trasmissione con me, Susanna, e chissà, magari anche qualcun altro, va bene? Ciao Susi, buona settimana. Ciao Susanna, è stato un piacere. Ciao a tutti.